Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo come di consueto dai titoli. Il coronavirus costerebbe alla Calabria 4,5 miliardi di spesa turistica. Demoscopica chiede lo stato di calamità turistica. Il segretario nazionale del PD Zingaretti a Catanzaro ha parlato di furti di voti, la replica di Iole Santelli, irrispettoso per gli elettori calabresi. Beccato dai carabinieri e dai finanzieri a Santa Eufemia d'Aspromonte il latitante Domenico Romeo, sfuggito alla cattura nell'operazione Buonvento Genovese. Quarta sconfitta consecutiva per il Cosenza. I silani, dopo aver dominato per lunghi tratti la gara, sono stati beffati dal Pescara nell'ultimo minuto di recupero. La strada per la salvezza è molto ripida. In primo piano dunque ancora il coronavirus e le conseguenze sul turismo. Demoscopica avverte: se dovesse continuare l'emergenza in Calabria per la stagione 2020 arriverebbero 111.000 turisti in meno. Poi c'è la proposta, ossia la richiesta dello stato di calamità turistica. La notizia di oggi sul fronte coronavirus è il peggioramento delle condizioni di salute della coppia cinese ricoverata allo Spallanzani. I sanitari parlano di prognosi riservata, ma c'è un altro virus, quello della paura, che sta ledendo in maniera importante l'economia. È l'Istituto Demoscopica a calcolare i possibili effetti sul turismo in Calabria per la stagione 2020. I numeri non sono rassicuranti. Se la situazione dovesse persistere nella nostra regione, ci sarebbero 111.000 presenze in meno, una perdita di 13 milioni di euro. Nel dettaglio, in Calabria non arriverebbero turisti, ad esempio dalla Germania, la stima è di meno 59.000, dalla Francia meno 15.000, dalla Russia meno 9.000, dal Regno Unito meno 8.000, dalla Cina meno 2.500. Noi abbiamo stimato, se ovviamente dovesse persistere in qualche modo la paura da contagio di virus corona, una stagione 2020 con dei problemi per il nostro sistema turistico regionale. Mi riferisco a circa 18.000 arrivi in meno, a una contrazione di ben 111.000 presenze in meno, che ovviamente si ripercuotono anche su maggiori introiti derivanti da una minore spesa turistica. La ricerca riguarda l'intero paese. Quali conseguenze per l'Italia? Guardi, parliamo di circa 5 milioni di turisti in meno nella stagione 2020, che genererebbero qualcosa come 15 milioni di presenze, cioè di pernottamenti in meno, con un mancato introito, mi riferisco ovviamente alla spesa turistica, di oltre 4 miliardi e mezzo in meno. Parliamo del 5% sul prodotto interno lordo turistico, quindi settoriale italiano. Non solo numeri, ma anche proposte da Demoscopica. Chiedere lo stato di calamità turistica, perché trattandosi di un'emergenza, se dovesse persistere fino a fine stagione, è importante che ci si attivi con un sostegno economico che in qualche modo abbia come beneficiari gli operatori turistici e vada a calmierare gli effetti devastanti, eventualmente devastanti, di questo contagio. Sulla pericolosità del coronavirus abbiamo chiesto un parere ad Arnaldo Caruso, che è il presidente della Società Italiana di Virologia. È il presidente della Società Italiana di Virologia, ricercatore di livello mondiale, Arnaldo Caruso, origini calabresi e direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Brescia. A lui abbiamo chiesto un parere sulla pericolosità del coronavirus, sull'impatto che potrebbe avere in Italia e sulle possibilità di affrontarlo con farmaci prima e vaccini poi. Il virus non è un virus da poco conto, che si trasmette come il virus influenzale, quindi è molto veloce nel passare da uomo a uomo. Dobbiamo temere purtroppo che arrivi anche in Italia, ma i sintomi non sono quelli di un virus influenzale, bensì molto più importanti, in quanto spesso e volentieri questo virus causa polmoniti che possono essere anche mortali. Pertanto non è un qualcosa di semplice, in quanto anche i pazienti che sono ricoverati normalmente hanno una degenza molto lunga, iniziano le prime guarigioni, però dopo tanti giorni di permanenza con cure continue negli ospedali. Bisogna essere in condizioni di salute precarie per purtroppo temere i danni peggiori, oppure anche un soggetto sano può andare incontro a complicazioni?
Questo ancora non è noto, perché la prima cosa che a noi sfugge è il reale numero degli infetti rispetto ai pazienti che vengono ricoverati e poi muoiono, la morte è intorno al 2-2,5%. Però quanti sono i pazienti che hanno sintomi lievi o addirittura non hanno sintomi non si sa, quindi non possiamo sapere o dare una risposta certa su quello che è la reale pericolosità. L'avere isolato un virus significa aver dato la possibilità di testare in provetta la sua sensibilità ai farmaci, quindi è un grosso vantaggio avere l'isolato virale. Però dal punto di vista pratico, laddove un vaccino sicuramente non è una cosa da pensare nel breve tempo, ma nel corso degli anni a venire, i farmaci antivirali potrebbero essere importanti. Lui è un virus che ha bisogno di replicare continuamente e pertanto se attacchiamo quelle sostanze che gli servono, quelle proteine che gli servono per replicare continuamente, con farmaci specifici possiamo debellarlo. Il fatto è che ancora ad oggi non abbiamo esperienza su quali dei farmaci già disponibili per altri virus possano essere efficaci verso questo, e in ogni caso la ricerca su nuovi farmaci prevede uno sviluppo nei prossimi mesi almeno, quindi al di fuori di questo momento che è il momento pandemico importante. Quindi ora dobbiamo sperare che qualche farmaco che già usiamo per altri virus possa essere efficace contro questo. A Catanzaro, nella sede di Unindustria, gli operatori privati della sanità calabrese hanno chiesto un incontro urgente con il ministro Speranza per discutere di assistenza territoriale. Gli accreditamenti, dicono, sono solo sulla carta e sono inferiori alle prestazioni. Chiedono un tavolo tecnico urgente con il Ministero della Salute per discutere della situazione della sanità alle nostre latitudini, ma non solo. UNEBA, AIOP, Anaste, Aris, Agide, Crea e Unindustria hanno scelto la sede di Unindustria Catanzaro per sollecitare le istituzioni e il governo in particolare, che dicono è sordo ai continui richiami ai commissari e alla Regione nell'aumentare i fondi da destinare all'assistenza territoriale in Calabria. Purtroppo però in sede di convenzioni, di stipula di convenzioni annuali, le aziende sanitarie non sono nelle condizioni di poter acquistare tutte le prestazioni accreditate perché non vengono dotate della necessaria copertura economica per poterlo fare. Questo quindi porta ad una situazione drammatica in Calabria e di difficoltà, perché le prestazioni territoriali che rientrano nel fabbisogno stimato dalla Regione e approvato ovviamente dai tavoli ministeriali, perché come sapete la sanità in Calabria è commissariata, quindi viene approvato, però purtroppo non corrisponde a quello che effettivamente viene posto a disposizione della collettività. Nel 2020 i commissari hanno reperito solo 1,5 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente, risorse, fanno sapere, assolutamente insufficienti a coprire il costo di tutte le prestazioni accreditate e necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza. Siamo ad una copertura del 75%, servono altri 30 milioni di euro per arrivare al 100% del fabbisogno. Questo significherebbe che cosa? Significherebbe anzitutto garantire ai cittadini un intervento immediato in termini di assistenza sanitaria, significherebbe garantire al cittadino una libera scelta del luogo di ricovero e in più significherebbe evitare ricoveri impropri negli ospedali, quindi occupare posti letto in maniera impropria. Noi chiederemo un incontro al Ministro affinché venga raccolto il nostro appello e andremo ad esporre al Ministro le nostre verità. La politica adesso, botta e risposta tra il segretario del PD Nicola Zingaretti e il neopresidente della Regione Calabria Iole Santelli. Zingaretti ieri nel corso dell'incontro politico a Catanzaro ha parlato di furto di voti. La Santelli replica e dice irrispettoso per gli elettori calabresi.
Visita con strascico polemico del segretario del PD Nicola Zingaretti, che ieri a Catanzaro nell'incontro politico del dopovoto ha parlato di piano per la Calabria, di ricostruzione del centro-sinistra. Poi sul finale dell'intervista questa battuta: si apre una fase nuova anche in Calabria. Il piano per la Calabria è ricostruzione di una forza politica e di un campo di forze per spingere il nuovo governo, che ancora non si è insediato in Calabria, a mantenere gli impegni, perché non si possono rubare i voti alle persone. Immediata la replica del neopresidente della regione Jole Santelli, che a Zingaretti dice probabilmente sarebbe stato meglio far passare un po' di tempo e smaltire la delusione per quella che definisce clamorosa sconfitta. Parlare di furto di voti da parte del centrodestra mi pare quantomeno irrispettoso nei confronti di quei cittadini che hanno votato un progetto alternativo al suo. Nell'incontro di ieri nella città capoluogo hanno preso parte, oltre al commissario Stefano Graziano, i neoconsiglieri eletti del centro-sinistra, tra cui Pippo Callipo, che nel suo intervento ha annunciato in Consiglio regionale un'opposizione dura e drammatica. Anche al suo ex competitor la Santelli fa sapere che se l'opposizione sarà propositiva non potrà che guadagnarne il dibattito politico nella nostra regione. Il Consiglio regionale non si è ancora insediato e l'inizio della nuova legislatura non sembra proprio all'insegna del fair play. La cronaca adesso: beccato da carabinieri e finanzieri a Santa Eufemia d'Aspromonte il latitante Domenico Romeo, sfuggito alla cattura nell'operazione Buonvento genovese. La notizia è di domenica scorsa, ma questa mattina ha trovato conferma. Si è conclusa la latitanza di Domenico Romeo, 40 anni, ricercato dal luglio scorso dopo essere sfuggito alla cattura durante un blitz della Guardia di Finanza scattato dopo un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo ligure denominata Buonvento genovese. Domenica mattina i militari dell'Arma hanno fatto irruzione dopo aver cinturato l'area di riferimento in un'abitazione di Santa Eufemia d'Aspromonte dove Romeo si era stabilito. Al momento del blitz l'ex latitante era in compagnia della moglie, del figlio minorenne e di altri familiari. Avrebbe aperto lui la porta e alla vista dei militari ha capito che tutto era finito, infatti non ha opposto resistenza. Domenico Romeo ha diversi precedenti alle spalle ed è risultato essere un punto di riferimento di un vasto traffico internazionale di cocaina sviluppatosi sull'asse Liguria-Colombia. Romeo sarebbe un autorevole punto di riferimento della Cosca Alvaro di Sinopoli e che sia stato catturato a Santa Eufemia d'Aspromonte, nel cuore della montagna, non è un caso. Pezzi di camorra e di 'ndrangheta si sono divise per anni le piazze di spaccio a Roma in un accordo pacifico di collaborazione, quanto emerge dall'operazione del nucleo investigativo dei carabinieri coordinati dalla DDA della capitale, che ha portato all'emissione di un'ordinanza cautelare che riguarda 33 persone. Le piazze di spaccio nella capitale erano gestite da 'ndrangheta e camorra, due organizzazioni criminali che avevano siglato una pax per dividersi i proventi milionari del narcotraffico internazionale. È scattata all'alba di oggi a Roma l'operazione dei carabinieri che ha smantellato due gruppi criminali. Uno faceva capo ai clan di Rosarno con a capo Vincenzo Polito e Francesco Filippone, l'altro ai Licciardi, operanti nel quartiere Secondigliano di Napoli. I calabresi, oltre a rifornire le zone del Trullo e di Casalotti, inviavano mensilmente oltre 20 kg di cocaina in Sardegna. Il gruppo campano, con a capo i fratelli Genni e Salvatore Esposito, riforniva invece le piazze di San Basilio e di Ponte Milvio, dove avevano stretto un accordo con il gruppo degli albanesi. Dalle indagini è emerso che l'organizzazione dei calabresi gestiva in particolare la cocaina, mentre quella legata alla camorra si occupava dell'hashish. 33 le persone indagate nell'ambito dell'operazione denominata CUA, fra cui 13 arrestate in flagranza. Le accuse sono di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio di droga aggravate dall'uso delle armi. Gli inquirenti hanno individuato un appartamento situato nel quartiere capitolino di San Basilio, predisposto per lo stoccaggio e la distribuzione delle ingenti partite di cocaina, hashish e marijuana che l'organizzazione gestiva. Nel corso del blitz sono stati sequestrati circa 3 kg di cocaina, 72 kg di marijuana, 55 kg di hashish, 10 kg di esplosivo,
un fucile calibro 12, un revolver a salve modificato, 3 carabine, 1648 cartucce e la somma contante di 30.000 euro. I carabinieri hanno inoltre effettuato un sequestro preventivo riguardante beni acquisiti con proventi illeciti per un valore di 1 milione di euro e tra i beni posti sotto sequestro anche una Ferrari e un gommone. Torniamo ad occuparci dell'omicidio di Vincenzo Cordì, l'uomo bruciato vivo in auto nella Locride, un efferato omicidio per il quale sono state arrestate 3 persone, lo ricordiamo, la moglie, l'amante della donna e il figliastro della vittima. Sul movente ci sono ancora aspetti da chiarire, quindi sul tema specifico la riservatezza è d'obbligo, ma che l'assassinio di Vincenzo Cordì, il cameriere di Roccella Ionica, il cui corpo carbonizzato fu rinvenuto la sera del 13 novembre scorso in località Scialata, zona di montagna dell'entroterra della Locride, sia stato generato da motivi abietti e dalla incontenibile malvagità della moglie e dei suoi complici, pare non ci siano dubbi. Quello ricostruito dalla Procura di Locri e dai Carabinieri è un quadro probatorio solido al quale si potrà dare solo ulteriore forza. Un'indagine dunque importante che ha visto una perfetta sinergia tra Procura e Carabinieri, entrambi determinati a dare una soluzione al caso che dall'inizio non ha convinto i militari dell'Arma. È stata avviata una meticolosa analisi della scena del crimine, rinvenendo degli elementi importantissimi che hanno corroborato poi la ricerca di ulteriori prove sul territorio, quindi l'acquisizione di tantissime immagini di videosorveglianza, di elementi proprio sul territorio che hanno poi consentito di individuare subito la matrice familiare, poi quella che è venuta a delinearsi la matrice familiare del delitto, e quindi ricostruire meticolosamente con un'indagine classica molto lunga, molto approfondita, ma che i carabinieri hanno svolto con grandissima passione, vorrei dire, la sorte di Vincenzo Cordì, del povero Vincenzo Cordì, e rendergli giustizia. Susanna Brescia, la moglie, il figlio di lei Francesco Sfara, nato da un precedente matrimonio, e l'amante della donna Giuseppe Menniti, sono accusati di avere prima stordito e poi bruciato vivo il povero, così viene definito costantemente dagli stessi inquirenti, Vincenzo Cordì, che fino all'ultimo, nonostante non dovesse, si è fidato della moglie, accettando di andare con lei alla Scialata di sera e con la pioggia. Era l'11 novembre, 24 ore dopo, Susanna Brescia si recò dai Carabinieri per denunciare la scomparsa del marito. Un tentativo diabolico per depistare, ma la bravura dei militari dell'Arma ha permesso di superare tutte le difficoltà. Al momento dell'arresto i 3 si sono chiusi nel più totale silenzio, un silenzio che ha lo stesso valore di una confessione? Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. La DDA di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 indagati, 15 persone e 6 società coinvolte nell'inchiesta Quinta Bolgia scattata il 12 novembre del 2018 con l'esecuzione di 24 misure cautelari. Dirigenti medici, infermieri, imprenditori e politici coinvolti nel procedimento che ha portato allo scioglimento dell'azienda sanitaria di Catanzaro. Nell'operazione della DDA il monopolio del gruppo Putrino sul servizio ambulanze e il controllo sull'ospedale di Lamezia. Il GUP ha fissato l'udienza preliminare per il prossimo 13 marzo. 800 metri di binari della linea ferroviaria gestita dalla società regionale Ferrovie della Calabria sono stati rubati nella notte. I ladri, muniti di una fiamma ossidrica, hanno asportato pezzi della linea ferrata tra le stazioni di Rizziconi e Cannavà. Sull'episodio indaga la polizia. Un getto d'acqua continuo che ha allagato la sede stradale è l'effetto provocato dalla rottura di una condotta idrica comunale avvenuta stamane nella centrale via Cattaneo a Cosenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a garantire la sicurezza nell'area. Atti di vandalismo ai danni di strutture sportive comunali a Platilo rende noto la commissione straordinaria che dal 2018 regge il comune dopo lo scioglimento. Persone non identificate hanno rimosso alcuni pali di perimetrazione dell'area, divelto le panchine, rubato le reti delle porte, tranciato i cavi dell'illuminazione, reciso il reticolato di chiusura del campo e danneggiato alcune finestre degli spogliatoi del campo di calcio a 5. C'è stato anche il tentativo di allagamento dell'area prospiciente con l'intento probabile di ritardare i lavori di riqualificazione dell'area.
Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio, quarta sconfitta consecutiva per il Cosenza, adesso per i silani la strada per la salvezza è molto ripida. Una partita che è il film del cammino del Cosenza andato in onda finora, un campionario di emozioni e delusioni che vede la squadra rossoblù ancorata al terzultimo posto della classifica. Posizione scomoda, scomodissima e per quanto si è visto spesso in campo assolutamente immeritata, ma i numeri dicono questo, che i lupi dovranno tenere un ritmo forsennato per evitare la retrocessione o addirittura solo per conquistare un posto salvezza nei play-out. All'Adriatico, come già successo in altre occasioni, il Cosenza ha avuto in pugno la gara e il successo, ha sprecato occasioni, ha commesso ingenuità, ha subito torti e nel pugno sono rimaste solo amarezze, rabbia e recriminazioni. Non è bastato l'entusiasmo dei nuovi arrivati, la verve di Prezioso e Casasola, l'incisività di Asensio, il vantaggio numerico dopo l'espulsione dell'ex Palmiero e il secondo gol in 2 partite dell'attaccante spagnolo, rimasto ben presto orfano di Rivière, vittima di un infortunio muscolare. Il Pescara ha resistito con un po' di fortuna anche nei momenti più difficili, poi con l'espulsione di Sciaudone, punito con il rosso diretto per un fallo che probabilmente meritava solo il giallo, ha ritrovato coraggio e la partita è tornata in bilico più che mai. Il gol dei padroni di casa ha riaperto i giochi e il finale è stata la solita roulette che puntualmente ha girato a sfavore del Cosenza. Gli episodi salienti, il rigore concesso al Pescara battuto da Galano e parato magistralmente da Perina. Le occasioni per i lupi che con Asensio su assist di Lazar hanno visto le speranze di vittoria infrangersi sul palo e la beffa finale con la rete di Bocic che lanciato in contropiede ha trafitto Perina regalando il successo agli uomini di Le Grottaglie. Per il Cosenza continua il periodo no. Con il Benevento al Marulla mancheranno diversi elementi per infortunio e squalifica, servirà il cuore e magari un po' di fortuna. Nel primo tempo abbiamo avuto 5 palle gol, una traversa, poi le partite girano, onestamente quest'anno ce le fanno anche girare facilmente perché l'espulsione di Sciaudone è letteralmente inventata, a mio modo di vedere, non è un alibi, però lì la partita la stavamo gestendo con facilità, avevamo appena finito di avere una grossa occasione. Abbiamo avuto una serie di acciacchi di ragazzi che abbiamo dovuto sostituire, Dorazio, Prezioso. Brucini è stato male nel pomeriggio, ha avuto di vomito e altre cose, perciò è proprio un periodo che va tutto all'incontrario. Dispiace perché anche oggi la squadra secondo me ha fatto una prestazione importante. Abbiamo sbagliato come atteggiamento negli ultimi 15 minuti, invece di pigliare 2 contropiedi sia sul rigore che sul gol, non si può. Io capisco la voglia di vincere dei ragazzi, però se vedi che sta finendo la partita non puoi prendere un gol al 95esimo con i 2 quinti alti, è un peccato perché poi è la 4ª sconfitta di fila, le prestazioni non gliene frega niente a nessuno, contano solo i risultati, conta la classifica, come è giusto anche che sia. Al via questa sera la 70ª edizione del Festival di Sanremo. Allora noi ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Giuseppe Greco. Allora Giuseppe, questa prima serata come va? Come sta andando? Messaggi e quindi sono veramente contento di questo. Il festival è inutile che lo anticipiamo noi perché è un festival dove, ti posso dire, abbiamo visto Amadeus abbastanza carico, abbastanza emozionato, però carico, sicuramente farà un grande festival anche lui, poi è accompagnato da tantissimi personaggi importanti, ma quello che noi ci teniamo tanto a parlare in questo festival è la calabresità, i calabresi operosi, quelli che hanno tanta voglia di fare, che sono venuti qui a Sanremo per promuovere qualcosa di importante. Oggi abbiamo parlato di cucina, abbiamo parlato dei gastronomi chef che domani prepareranno questa grandissima cena dedicata ai territori della Calabria. Questa sera sono insieme a Gennaro De Rose, presidente di Musica contro le mafie, che è qui con me.
Salve a tutti. Gennaro è partito con un progetto, pensate, da Bologna per gioco, che poi ha spostato completamente in Calabria, creando questa associazione Musica contro le mafie, per portare non solo a Sanremo questi ragazzi che cantano, che suonano, realizzano videoclip, ma a lanciare un messaggio sociale molto importante. Volevo farvi ascoltare proprio dalle sue parole quello che è successo oggi qui dentro Casa Sanremo. Beh, oggi per la quinta volta abbiamo premiato gli artisti di Musica contro le mafie, perché Musica contro le mafie, oltre ad essere un'associazione, come dicevi, è un premio musicale che esiste da 10 anni, che premia artisti che diffondono buone idee e buone pratiche contro quella che noi chiamiamo la globalizzazione delle cattive idee. E dicevi bene, il nostro premio, ma soprattutto la nostra associazione, nasce a Bologna, vicino Bologna, a Casalecchio di Reno, dove era un piccolo contest di un paese dell'Emilia Romagna. Poi siamo arrivati in Calabria, siamo scesi in Calabria e il premio ha cominciato ad avere una vocazione totalmente nazionale, quindi a coinvolgere centinaia e centinaia di artisti, fino ad arrivare a quest'anno, alla 10ª edizione, in cui abbiamo coinvolto 500 artisti provenienti da tutta Italia. 10 sono arrivate alle finali, che tra l'altro noi facciamo in Calabria, in un evento che si tiene a Cosenza a dicembre, che si chiama 5 giorni di musica contro le mafie, e poi oggi ne abbiamo premiati 2 qui a Casa Sanremo. Ecco, quindi il messaggio forte è che dalla Calabria possono nascere dei progetti importanti e avere carattere nazionale per arrivare, come questo di progetto Musica contro le mafie, fin qui a Sanremo. Non so se ci sono altre domande dallo studio, altrimenti io vado avanti, vi racconto ancora la casa, però so che i collegamenti sono piccolissimi. Sì, va bene così, Giuseppe, grazie e buon lavoro, tanti saluti al tuo ospite. E noi adesso vediamo il tempo. Grazie ancora a tutti quanti voi. Il nostro meteo. Ultime ore di tempo stabile e mite sulla Calabria a causa dell'arrivo di una perturbazione alimentata da aria fredda di origine artico-marittima, che apporterà una fase di tempo tipicamente invernale. Domani la prima fase più intensa di maltempo si verificherà nella notte a cavallo tra martedì e mercoledì, con rovesci e temporali e nevicate che potrebbero scendere sino a 400-500 metri sul Pollino, 500-600 metri sulla Sila e Valle del Crati e oltre i 600-700 metri su Serre e Aspromonte. Temperature in deciso calo ovunque, anche di 10 gradi rispetto al giorno prima, nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani i venti ruoteranno soffiando da nord-nord-ovest con intensità ovunque forte, addirittura di burrasca al largo del Golfo di Taranto e dello Ionio Crotonese, rendendo il Mar Tirreno, lo Ionio Crotonese e il Basso Ionio Cosentino agitati, mentre gli altri mari saranno molto mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.